benissimo che vengano coinvolte, che vengano stimolate tutte le entità che devono e possono mettere in campo opere strategiche a tutela dei cittadini, a tutela della città, ma è necessario che anche il Comune si adoperi per quello che è possibile al Comune per mettere in campo soluzioni e risorse, anche a costo di dover posticipare opere già programmate. Mettere mano al bilancio comunale e fare nuove scelte di fronte a un territorio che in questi mesi ha dimostrato numerose fragilità in centro come nelle frazioni. Così Fratelli d'Italia, che a Castelfranco è tra le forze di maggioranza, chiede al sindaco Marcon una ricalibrazione dei capitoli di spesa. Ci sono opere che il Comune può mettere in campo, anche che possono sembrare di piccolo impatto, come può essere la pulizia dei fossi, l'attenzione sul taglio dell'erba, sulla raccolta dell'erba nei fossi. Quali capitoli possono in qualche modo aspettare, secondo lei? Ma è necessario che naturalmente la Giunta faccia le sue opportune valutazioni in questo senso. Ma non c'è solo Castelfranco a interrogarsi sul maltempo e tutta la Marca. A Casier, altro comune colpito nei giorni scorsi, il sindaco Renzo Cararetto chiama in causa gli stessi cittadini. Molti piccoli fossati sarebbero in capo ai privati. Io posso dire che siamo talmente veloci a scaricare le colpe, ma non possiamo sempre scaricare la colpa. Dobbiamo anche cercare di collaborare ed essere dei cittadini che si mettono a disposizione e cercano di contribuire, perché io ho anche dei terzisti che arrivano magari una volta all'anno per fare l'operatività agricola, non li vedi più e naturalmente i fossati sono in condizioni pietose. Adesso monitorerò uno per uno e cercherò con la Polizia Municipale e chi di dovere di andare a applicare le sanzioni dovute. Intanto a Casier, come altrove, si procede con i servizi straordinari di Contarina per la rimozione del materiale distrutto dal maltempo. Resta l'appello ad attestare i danni in vista di ancora futuribili rimborsi. Stiamo dicendo di documentare tutto, non scaricando le colpe ma mettendo da parte per poter recuperare.